Ormai è una questione di qualche giorno e verrà nominato il super manager per i Giochi Olimpici 2026 Cortina Milano. La rosa di nomi è stata ristretta a 3. Si tratta di Tom Mockridge, 64 anni, giornalista ed imprenditore neozelandese trapiantato nel bel paese, già amministratore delegato di Sky Italia e del colosso Virgin Media. Vincenzo Novari, genovese di 60 anni, in passato amministratore delegato Omnitel, ed il veneziano Alberto Baldan, 59 anni, già a capo di Rinascente, ora amministratore delegato di Grandi Stazioni Retail. Soddisfatto Giovanni Malagò del CONI. Qui ci sono persone che hanno storie diverse, qualcuno nella politica, qualcuno fuori, ma il gioco di squadra esiste. La stesura della governance procede spedita, la triade individuata risponde ad elevati requisiti di competenza. Intanto il vertice è stato definito positivo ma soprattutto operativo. La riunione è molto positiva, positivo anche l'intervento del Ministro che abbiamo avuto l'onore di ospitare, è stata anche una riunione operativa, quindi il fatto che ci fosse il Ministro operativo come noi, questo ha fatto piacere. Ovviamente la riunione è vertita più che altro sulla rosa di nomi che era stata proposta dalla Spencer & Stewart, quindi sul cosiddetto CEO, mi pare che sono nomi assolutamente molto importanti e di risonanza internazionale. Atteggiamento diverso da parte del governo a sancire il cambiamento è stato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che ha accolto la sollecitazione diretta del governatore veneto Luca Zaia. L'esponente a 5 Stelle ha riconosciuto la dimensione strategica dell'evento, tale da richiedere un impegno costante e adeguato da parte dell'esecutivo. L'ho chiesto anch'io personalmente al ministro che ci fosse questo impegno da parte del governo, un impegno fondamentale anche perché non può passare il principio per cui un evento olimpico deve essere sostenuto solo dai territori. Ricordo che il Veneto ha fatto una delibera pluriennale da 212 milioni di euro per sostenere un evento che non è solo Veneto. Non solo, ma il presidente Zaia ha strappato la promessa di portare la legge olimpica all'attenzione del Consiglio dei Ministri entro novembre, assicurandole poi una corsia preferenziale sul versante parlamentare. Sulla governance Zaia risponde. Gli enti saranno rappresentati, che il CEO, cioè il nostro manager, quello che sceglieremo, avrà pieno mandato e libertà di movimento, che avrà come suo riferimento, oltre ovviamente alla fondazione, al consiglio di amministrazione, avrà un consiglio esecutivo, questo è poco ma sicuro, quindi un comitato esecutivo per essere ancora più operativi. Immaginiamo anche che figure di standing elevato come quelle che abbiamo scelto nella short list abbiano sicuramente necessità di estrema operatività. I prossimi appuntamenti sono il 23 a Milano ed il 6 novembre a Roma.